20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3. Chi vince in Veneto, non solo, ma insomma chi vince in Italia dopo questa elezione, i ballottaggi della giornata di ieri, lo scopriremo insieme nella nostra analisi insieme agli ospiti. Saluto e ringrazio subito l'onorevole Simonetta Rubinato del Partito Democratico, buonasera, ben trovata. E dall'altra parte del tavolo, nel 20:10, c'è Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord. Buonasera. Ben trovato. Allora, intanto cominciamo da un'analisi, un primo commento. Onorevole, oggi ha visto il tweet di Renzi intanto? Devo dire che oggi ho corso per il Veneto, no, non l'ho visto. Allora, glielo faccio vedere, c'è scritto che i comuni che sono del centro-sinistra dopo queste comunali del 2017... Ah, è quello dei numeri, ho esatto, capito, sì, sì. Era oggi apertura del Corriere del .it online per tutto il giorno, perché ha scatenato comunque una polemica, insomma, con ironie sul web, vengono definite così, e commenti anche dei 5 Stelle. Eccolo qua, l'ho trovato, 67 comuni ancora al centro-sinistra, sopra i 15.000 abitanti, quindi più grandi diciamo in Italia, e quelli in mano al centrodestra sono 59. Però, insomma, queste elezioni chi le ha vinte? Beh, le hanno vinte i sindaci che sono stati eletti dai cittadini, prima di tutto. Tra centrodestra e centrosinistra. Devo dire che tra l'altro è anche un'elezione in cui ci sono state molte civiche, in cui il fenomeno delle civiche, una volta c'era in Veneto il fenomeno delle civiche, no? Molto forte, radicato rispetto al resto del paese. Adesso questa cosa è abbastanza, come mi pare, estesa, anche in Veneto ha avuto un suo rilievo. Allora, senza sfuggire alla domanda, hanno vinto i sindaci. Ha perso un po' la partecipazione, perché questo astensionismo molto elevato un po' preoccupa. Il risultato del Partito Democratico non è all'altezza delle sfide amministrative precedenti. Di solito le amministrative erano un terreno molto più facile e agevole per il centro-sinistra. E invece si sono perse anche città, diciamo città in cui il centro-sinistra governava da sempre, quindi un bisogno di cambiamento che si è manifestato, non solo. In Veneto c'è qualche dato in controtendenza, ma anche qua bisogna stare molto attenti a leggere i risultati. Quindi francamente ieri sera c'era il capogruppo Rosato nostro del Partito Democratico a porta e ha detto sostanzialmente, a parte alcune vittorie che ci fanno molto piacere, però non posso dire che non abbiamo perso in molti. Ha detto che ha vinto Berlusconi, tra l'altro, Rosato, no? Cioè, il risultato dice che c'è un centrodestra che si è affermato, laddove ha corso anche più unito, laddove non era proprio unito, vedi Padova, non ce l'ha proprio fatta, quindi insomma, sicuramente il centrodestra può gioire più del nota dolente per Barbisan, quindi? Per voi? Quale sarebbe la nota dolente? Ha citato adesso Padova. Ah sì, è l'unico dato, diciamo, in controtendenza rispetto all'andamento generale, un andamento generale che ha visto vincere il centrodestra praticamente dappertutto. Poi se per Renzi settimo torinese vale come Verona, per carità, anche ognuno è libero di ricoprirsi di ridicolo un po' come vuole. Bisognerebbe anche vedere quanti erano i comuni del centro-sinistra prima e quanti sono adesso, perché possono essere anche qualcuno in più rispetto al centrodestra, ma forse prima erano veramente molti di più. Siamo stati in un'Italia nella quale 3/4 dei comuni e delle regioni, delle amministrazioni locali e delle province, quando si eleggevano, erano guidate dal centro-sinistra. Oggi la situazione è diversa. In bocca al lupo a tutti i sindaci eletti. Io direi che in Veneto la grande questione politica più importante è quella del venir meno del movimento di Flavio Tosi, che è, diciamo, la cosa che, diciamo, politicamente pesa più in Veneto. Allora, vediamo quindi insieme, proprio a commento quel che citava adesso Barbisan. Sborina oggi, dopo il trionfo di ieri, forse per molti non prevedibile, almeno non con questi numeri, il commento nella conferenza stampa che oggi ha organizzato a Verona il nuovo sindaco Federico Sborina. Pochi
forse avevano previsto una vittoria così schiacciante, cancellata con un colpo di urna la storia di più di 10 anni di dominio incontrastato a Verona. Si chiude l'era Tosi, anche se l'ex sindaco e la compagna Patrizia Visinella, sconfitta al ballottaggio, siederanno tra gli scranni dell'opposizione. Da oggi non esistono più cittadini che hanno indossato, votando una parte o l'altra, una maglietta. Esiste un'unica maglietta che è fatta dei colori gialli e blu della nostra città, e quindi noi da oggi lavoriamo e lavoreremo per il bene di tutta la città. Eccolo oggi in conferenza stampa dopo aver raccolto il 58,12% contro il 41,88% della Visinella. Ripartire dai quartieri e lanciare la sfida per una città più turistica e attenta alle imprese, anche per la posizione geografica che Verona può vantare. La svolta che abbiamo voluto dare noi parte proprio da questo, cioè non c'è un uomo al comando, non ci deve essere più un uomo al comando da solo. Noi abbiamo applicato la logica della squadra, e quindi la logica della squadra, ci sono partiti politici, ci sono movimenti civici e ognuno ha dato con le proprie sensibilità. Lo scarto tra i due è quasi raddoppiato ieri, 7.000 voti a vantaggio di Sboarina nel primo turno, 13.000 al ballottaggio. Più di metà dell'elettorato della Democratica Salemi, sostiene l'Istituto Cattaneo, è finito nell'astensione. Chi ha scelto i 5 Stelle al primo turno invece ieri si è astenuto o ha votato Sboarina. Gestiremo i soldi pubblici, coscienti del fatto che sono i soldi pubblici, ma spendendoli partendo da come se fossero i nostri. Non sapevo cosa aspettarmi, è il commento della senatrice Visinella. Sono rimasta colpita dal dato dell'astensionismo e dalle schede bianche. Ora Sboarina ha in mano una città che con l'amministrazione Tosi è sicuramente più forte di com'era. Allora, con una differenza di 13.000 voti non c'è stata quasi partita, insomma si era detto che il Partito Democratico però dovesse in qualche maniera sostenere, simpatizzare per la Visinella, insomma, anche apertamente. Questo è uno degli errori che secondo me si fa spesso in un partito nazionale, cioè quello di pensare da Roma di leggere le dinamiche territoriali. I miei amici, colleghi parlamentari di Verona, parlavo anche con l'onorevole Rotta, eccetera, cioè, erano veramente molto refrattari a dare un sostegno aperto, ma è naturale. Se per 10 anni il PD fa opposizione al sindaco Tosi, poi di colpo non è che può cambiare il mondo solo perché c'è un nemico comune, no? Giustamente ci sono i temi, i programmi, c'è la storia di un territorio. Ecco. Quindi io non mi sono stupita di questo. È una lettura sbagliata quella che è stata fatta a Roma, che pensa che basti dare gli ordini o travasare perché i cittadini si muovano. Non è così. E il dispiacere come Partito Democratico è che a Verona è stata tutta una partita nel centrodestra e il centrosinistra con le sue divisioni non è arrivato al ballottaggio. Senta, questo è il tema grave su cui riflettere. Buttiamo la palla nel centrodestra allora a questo punto. Secondo lei il fatto che abbia vinto Sboarina chiaramente l'ha scampata bella in questa maniera il centrodestra, l'ha scampata bella la Lega di Zaia? Perché chiaramente una vittoria di Patrizia Visinella avrebbe significato un ritorno prepotente di Flavio Tosi sulla scena politica, no? Non solo avrebbe locale. Significato il ritorno di Flavio Tosi in una sede della Giunta di Verona. Non la vedo una logica da dinamica così nazionale, per quanto sia importante una città come Verona, si eleggeva il sindaco di Verona. Non è che c'è un partito nazionale che si affermava con tutto quello che di 10 anni di governo, anche penso che alcuni risultati dell'amministrazione ci siano stati, cioè si sono battuti bene, non è che non si siano battuti, però francamente da lì costruire una dinamica addirittura nazionale mi pare eccessivo, anche se ci sono alcuni deputati, però è più una partita di divisione interna alla Lega e al centrodestra, come si vede anche dalla loro parte, come si vede anche dal nostro campo. Le divisioni non si capiscono quando sono molto anche come vissute dai cittadini come personalistiche, quindi da questo punto di vista io me l'aspettavo Verona che finisse così. Sì, perché non mi vedevo l'elettorato del PD sostenere la Visinella. Quindi è così, l'avete scampata bella o no? Ma non più di tanto, perché c'è una regola all'interno della Lega, che chi esce dalla Lega muore poi politicamente. Nessuno che sia uscito dalla Lega fino ad oggi è riuscito a creare un partito, un sistema alternativo e che veramente possa mettere in difficoltà la Lega. Questo si può vincere da 20 anni, 30 anni di storia della Lega, e Flavio Tosi non ha fatto eccezione.
Sì, non si eleggeva solo il sindaco di Verona, perché questo sindaco si era candidato alla guida della Regione Veneto, anche l'onorevole Rubinato è stato un sindaco, ma non ha mai pensato di fare un partito. Ecco. Il sindaco Tosi sì, il sindaco Tosi aveva preso posizioni diverse relativamente al referendum del 4 dicembre, aveva preso le stesse posizioni del Partito Democratico, sì. E quindi diciamo che anche parlare di partita tutta interna al centrodestra, credo che ormai Tosi venisse considerato come un corpo estraneo al centrodestra, e questo è stato anche nella sua Verona che ha una tradizione di centrodestra e che non si è riconosciuta in Flavio Tosi. Credo che veramente questo sia il dato politico più interessante della nostra regione. Poi ci sono tante conferme, qualche cambiamento di fronte, ma insomma tutto sommato credo che questo sia così il dato più importante da analizzare, anche perché Verona era la piazza più popolosa che era, diciamo, della quale si contendeva in questo turno amministrativo. Sì, perché 250.000 abitanti sì. Sono quasi, no? Quindi 205, Padova, 205, diciamo 210. Padova e Verona erano le due realtà ecco. più importanti. Allora andiamo a vedere Padova adesso. Padova c'è stato, anche qui secondo me sempre l'avversario deve sempre sbagliare qualcosa, tu devi fare tutto giusto e dall'altra parte qualcuno deve sbagliare qualcosa. Allora il sindaco è uscito, cioè è stato, diciamo così, spodestato da una divisione del centrodestra. E nel centro-sinistra la novità è importante, parlavo prima del fenomeno delle civiche, no? Di questa mobilitazione di cittadini che cercano e vogliono il cambiamento, e una fetta importante dei cittadini padovani ha visto il cambiamento nel candidato Lorenzoni, che ha fatto un risultato che ha sorpreso tutti, credo, e l'apporto di Lorenzoni è stato determinante per Giordani, perché sennò il risultato non sarebbe stato questo. E dai dati appunto si vede che gli elettori di Lorenzoni sono andati a votare per Giordani, perché evidentemente è stata ritenuta credibile la partita dell'alleanza. Sicuramente pezzi di centrodestra, non so, Forza Italia, qualcuno comunque da quella parte non ha ritenuto di poter votare Bitonci, perché insomma la divisione c'era stata, e quindi un po' di divisione di là, la grande capacità di poi fare un'alleanza con Lorenzoni, Giordani e Lorenzoni di qua, però va ricordato al PD anche che sono entrambi due civici. Ho sentito nelle dichiarazioni Giordani subito dopo la vittoria sottolineare questo aspetto di essere un civico. Anche Massaro a Belluno, no? Che pure esce dal Partito Democratico, era un iscritto al Partito Democratico, però rivendica il suo essere civico. Quindi c'è da riflettere, ci sono dei risultati positivi, dove il PD sa allargarsi, non avere la pretesa di essere autosufficiente, e spende anche persone che in qualche modo sono credibili, e prova anche a fare un'alleanza abbastanza larga, no? Dalla sinistra, centro, ma anche un po' dall'altra parte, con persone e programmi credibili, può giocarsela anche in Veneto, dove la partita è sempre stata molto difficile per il centro-sinistra. Non siamo una regione che parte avvantaggiata. Allora, poi questa analisi sul civismo, ecco, quindi chiaramente ha tenuto banco nelle ultime ore. Prima di sentire Barbisan vi faccio vedere la notte di Sergio Giordani, quindi la vittoria con questa corsa ai voti. Alla fin fine si pensava potesse ballare attorno ai 1500, invece la differenza tra i due candidati è attorno ai 3400. Vediamo. Abbraccio alla moglie, poi un brindisi con tutta la squadra e la lunga camminata in piazza fino a Palazzo Moroni. Questa è la festa di Sergio Giordani, eletto sindaco di Padova con il 51,84% dei consensi. Massimo Bitonci si ferma al 48,16%. La città del Santo, dopo mesi di commissariamento, ha un nuovo sindaco, un segnale di cambiamento chiesto da quasi 48.000 padovani. Ero tranquillo che vincevo. Quindi lei lo sapeva, se lo sentiva? I buoni vincono sempre in tutti i film.
io amo la mia città e non era un modo di dire. Ci impegneremo tutti quanti, non io da solo, tutti a lavorare per la città e cercare diventi la città più bella, più serena, senza liti. Nelle piazze è esplosa la festa, una gioia per l'ex patron del calcio Padova che supera quella di oltre 20 anni fa quando i bianco-scudati vennero promossi in Serie A. La sensazione somigliava molto, anche quella volta mi sono svegliato alle 4 della mattina, si vede che è destino, però qua avevo la città, là era una squadra, è molto emozionante, ma qua c'era veramente una città. Quindi possiamo dire che riporterà la città di Padova in Serie A? Mi auguro, spero, sarebbe molto bello. Al lungo corteo verso il municipio si è giunto anche Arturo Lorenzoni. L'apparentamento con Coalizione Civica è stato fondamentale per la vittoria di Giordani, che ha confermato che il professore universitario sarà il suo vice sindaco. È proprio la capacità di mettere in relazione la diversità presente in questa città in modo costruttivo, e questo è il contributo che stiamo portando e che credo sia determinante, qui come altrove. Arrampicato sul cancello del comune, Lorenzoni sembra voler espugnare Palazzo Moroni, mentre attorno si levano i cori di Bella Ciao. Così Sergio Giordani, un minuto di pubblicità e ripartiamo dal commento di Barbisano. A tra poco. (20:10), torniamo in diretta, tra poco parliamo anche di banche, perché vi facciamo vedere quello che è accaduto oggi a Montebelluna, avrete già seguito dai telegiornali. I buoni vincono sempre, ha detto Giordani, a Padova. Beh, è una frase che ci sta nel momento magari di ebbrezza, così, dell'emozione per la vittoria, gliela concediamo, non ci sono buoni e cattivi da nessuna parte. Io credo che a Padova ci siano state delle fratture nel centrodestra, e Padova non l'abbiamo persa ieri sera. Padova è stata persa mesi fa, quando i consiglieri comunali, alcuni consiglieri comunali di Forza Italia e del Partito Democratico, di notte come dei furfanti si sono dimessi e hanno abbandonato il sindaco. Uno era al fianco di Giordani stesso. in queste interviste. Sì, ma certo, ci sono delle persone che ex Forza Italia, poi transitate all'interno della squadra di Giordani, fortemente sostenute dall'onorevole Marin, possiamo fare nomi e cognomi, che hanno votato per Giordani. Quindi Giordani avrà una coalizione molto composita e gli auguro tanta buona fortuna, perché ha voti di Forza Italia con sé, i voti classici del Partito Democratico, e poi questo 20% di questa lista civica di sinistra, diciamo sinistra molto sinistra, che canta Bella Ciao, e far stare tutto insieme. Sarà bravo e avrà bisogno di tanta pazienza, diciamo, come gli amministratori locali comunque di solito sono una dotati. grande ammucchiata, Bitonci, Non lo sapevo, ma è quello che pensano un po' tutti quando vedono quello che è successo a Padova, e speriamo che di questo non ne risenta la città. Ecco, questa è la cosa più importante, che i giochi della politica fatti per il potere poi non si ripercuotano su quelli che sono i servizi per le persone, che è quello che è più importante. A me preme dire una cosa: io sono un consiglio regionale in commissione sanità, c'è un procedimento che è molto, diciamo, è quasi in chiusura per l'ospedale di Padova. Mi auguro che questo non venga stralciato dalla nuova amministrazione, perché con Bitonci eravamo sicuri di fare il nuovo policlinico universitario a Padova Est. Ora diciamo che siamo in una posizione di incertezza. Spero che il Veneto e Padova in generale, che se lo merita qualunque amministrazione abbia, qualunque politico voti, possa avere il nuovo ospedale, perché il nuovo ospedale sarebbe un grande vanto, una necessità per Padova, per tutto il Veneto. Ma l'ospedale di Padova non è l'ospedale solo di Padova e del Veneto, è un ospedale a cui guarda almeno tutto il nord-est, e noi abbiamo l'ambizione che vi guardino anche da tutta Europa. Quindi spero che questa elezione non fermi un processo così avviato. Il rischio è questo, onorevole? Dunque, governare una città non è governare un paese, un consiglio comunale non è un Parlamento nazionale.
mi rendo conto della complessità di provenienze anche diverse, che tuttavia si sono ritrovate evidentemente per aver votato, essere uscite a rivotare in questo periodo col caldo, poca motivazione che c'è. Quindi mi auguro che l'immagine che è stata data della capacità di farsi carico, di gestire questa complessità, questa diversità, diceva Lorenzoni, venga sfruttata al meglio, cioè non come veniva detto giochi di potere, ma come la capacità di mettere intorno al tavolo della maggioranza le varie opinioni, perché poi, come dire, la scelta sia più partecipata e condivisa possibile da tutta la città. Tenuto presente che Padova, che tra l'altro è una città in cui è stato a votare una buona percentuale di elettori, però tuttavia anche a Padova non abbiamo avuto una grande partecipazione. Quindi la capacità di farsi carico, oggi la società è complessa. Le persone hanno bisogni anche diversificati, ecco, quindi non è il monolite partito che decide. C'è Giordani che dice: ha un buon rapporto con Zaia che dice chiaramente a poche ore dal voto a sostenere Bitonci, l'ospedale ormai si fa a Padova Est e non altrove, cioè dove vorrebbe Giordani. Chi ha vinto le elezioni è stato più convincente, dimostrerà di saper governare, io mi auguro. Quindi si vedrà. E quindi si vedrà, i cittadini poi giudicheranno. Vi porto su altro invece, cioè quello che è successo questa mattina a Montebelluna, dove un azionista che racconta di aver perso 2 milioni di euro ha minacciato ancora una volta, a un anno di distanza dal primo gesto eclatante, il suicidio. Si è presentato lì insieme alla sorella e chiaramente si è scatenato il panico. Vediamo. Viva i 4 delinquenti! Un gesto disperato per chiedere che venga restituito quanto loro hanno dato a Veneto Banca, solo che la situazione attuale è drammatica. Ore 15:30 Claudio Fagan lancia i suoi ultimi strali prima di essere portato via. Di poco lo precede la sorella. Per ore hanno tenuto in scacco la filiale di Veneto Banca in Piazza dell'Armi a Montebelluna, un simbolo per la cronaca di un gesto dettato dalla disperazione e non in un giorno qualsiasi. A 24 ore dal decreto che dà il via libera all'operazione intesa sulle ex popolari. Dubbi, inquietudini per il futuro, rabbia, come quella di Fagan, 62 anni, azionista. Ha perso 2 milioni guadagnati con una vita di lavoro e risparmi e quei soldi li rivuole indietro insieme alla sua famiglia. Con la sorella Mara entra in banca a metà mattina e vuole parlare con il direttore. Quando viene ricevuto, dopo molte insistenze, scatta la minaccia. La sorella ha una siringa contenente insulina piantata sul braccio e pronta a iniettarsi una dose che la farebbe collassare. Momenti di altissima tensione, i dipendenti chiamano i carabinieri, arrivano 3 pattuglie assieme al sindaco. Situazione in stallo, giunge anche un negoziatore della questura. Il dialogo è stato concitato, caratterizzato da momenti di riflessione e da altri di rabbia, ma è chiaro che ce l'hanno a morte coi vertici precedenti, la loro voce è quella della rabbia. Poi la decisione di un blitz per bloccare i due e sedarli prima di portarli fuori. Non il primo gesto del genere per Fagan, che lo scorso anno aveva compiuto lui stesso il medesimo atto a Signoressa con il medesimo epilogo. Una vicenda simbolica, la punta di un iceberg, perché se oggi si parla di svolta e salvataggio, c'è un oceano di disperazione, quello degli azionisti, pronto a trasformarsi in tsunami. E oggi scoprono che il valore delle azioni è stato azzerato dall'operazione del governo e vedono svanire qualsiasi altra possibilità di rientro. Rimane il fatto drammatico di tutti quei soci, persone per lo più umili, che vedono il frutto di anni di lavoro e di fatica svanito. E questo lo dico con buona pace di chi pensa che basti salvare la good bank e pazienza per la bad bank. È così, onorevole? Ma mi piacerebbe che qualcuno qui avesse la bacchetta magica e ci dicesse anche dopo quello che non va bene che cosa invece bisognerebbe fare, perché il punto di fondo, cioè intanto c'è una cosa da ricordare, comprendo la disperazione di queste persone perché c'è da un lato loro che hanno perso tutto e non da questo decreto, perché le azioni sono già state azzerate purtroppo già da tempo. Però queste persone, per esempio sabato, se hanno aperto il giornale La Repubblica, si sono viste un bel paginone con la foto di Zonin e i figli, lui nullatenente, il titolo e i figli il patrimonio. Perché di fondo innanzitutto dobbiamo ricordarci di chi è la responsabilità. Adesso io ho fatto il caso di Zonin, che è popolare di Vicenza, ma potrei parlare di Veneto Banca e di Consoli. C'era una classe dirigenti di questi istituti, degli amministratori, classe dirigente economica del Veneto che guidava queste banche,
E purtroppo o qualcuno che ha fatto il mascalzone o qualcun altro che non ha capito che cosa stava votando quando votava in consiglio di amministrazione, qualcuno che non ha controllato, a cominciare dai sindaci, dai revisori dei conti, perché le azioni che non valevano quella cifra, cioè valevano nei sogni quella cifra, ma non valevano quella cifra in realtà, perché poi si è scoperto che la banca non aveva i numeri per poter avere quel valore di azioni. Quando questo è emerso, purtroppo chi ne fa le spese sono gli azionisti, che sono i proprietari della banca, questo è il dramma. Queste persone, molte volte truffate, perché non sono investitori istituzionali, sono magari piccoli risparmiatori a cui era stato garantito che tutto andava bene, che i loro soldi erano al sicuro. Queste persone si vedono poi sui giornali che i zonin, i consoli non stanno, come dire, pagando, chiedono dove vado a rivalermi se in causa avrò la sentenza che dirà che sono stato truffato. Quindi il tema è drammatico e coinvolge molte responsabilità. Chi deve pagare per queste persone? La domanda è: devono pagare i contribuenti, che comunque pagheranno, perché la manovra di oggi per consentire l'apertura, il decreto approvato ieri dal governo per consentire oggi l'apertura degli sportelli già mette in campo 5 miliardi di risorse dei contribuenti, e qualcuno mi ha anche chiamato per dirmi perché devo pagare io che non ho investito. Però la domanda è: devono pagare i contribuenti o devono pagare, come penso io, chi ha mal amministrato queste banche? Però a questo punto la magistratura deve essere molto rapida anche nel recuperare omissioni evidentemente da quello che sta emergendo del passato. Io da parlamentare, che non ho mai visto questi consigli di amministrazione, che come giusto, perché la politica non dovrebbe interferire con la gestione delle banche, io credo che la commissione d'inchiesta, che finalmente, io l'ho chiesta un anno fa, a giugno di un anno fa ancora, con un ordine del giorno al governo, che la commissione d'inchiesta deve come minimo dare delle risposte a queste persone, al di là del denaro che io mi auguro possano in parte recuperare delle azioni con la magistratura, e per esempio una parte degli obbligazionisti saranno coperti come sono stati coperti, i piccoli obbligazionisti saranno coperti come sono stati coperti gli obbligazionisti delle 4 banche. Certo. Etruria, esatto, esatto, io mi auguro che recupero. Però c'è anche un problema di giustizia. Queste persone non possono tollerare di essere sul lastrico mentre qualcun altro la franca. È nulla tenente. Parvisan? No, diciamo che fino a poco tempo fa vi era la speranza che l'azione, anche se a 10 centesimi, poi potesse piano piano riprendere il suo valore. Ovviamente non sarebbe mai più tornata ai livelli a cui eravamo abituati fino a 3-4 anni fa, ma che i risparmiatori, scusate, gli azionisti potessero rivedere il valore dell'azione crescere e riaffrancarsi di quello che era loro. Purtroppo per fortuna è difficile giudicare, comunque con questa scelta operata dal governo questo non sarà più possibile, praticamente una liquidazione coatta, per cui la banca non esiste più. Oggi possiamo già parlare di banca intesa, cioè è perché non hanno fatto tempo a cambiare le insegne, ma quando si entra a Veneto Banca oggi già nei lanci d'asta veniva definito l'ex presidente Fabio Viola, che insisteva, cioè continuava a insistere sulla fusione, che era il progetto invece per tenere sul diciamo che la fusione è stata fatta di fatto all'interno di Banca Intesa. Comunque ecco, l'altra cosa di cui forse non ci rendiamo ancora conto e che il fatto di cronaca invece ci mette bene davanti agli occhi sono tutti i risvolti delle famiglie, delle persone che contavano. C'è una bomba sociale nei nostri paesi, nelle nostre città, che ancora deve esplodere per quello che è una ricchezza dilapidata che ha fatto più danni di una guerra e con la quale noi ci troveremo a fare i conti un domani, dal punto di vista dei servizi sociali, dal punto di vista di garantire a certe persone il necessario per vivere. Forse ancora non ci rendiamo conto di cosa andremo incontro. Però mi sa che dovremmo fare una riflessione tutti come politica e come istituzioni. L'altra cosa che dico è giusto, la magistratura è giustissimo andare a vedere cosa ha fatto Consoli, cosa ha fatto il suo consiglio di amministrazione. Prima che si prescrivano le azioni, prima che sennò... Esatto, prima che si prescrivano i reati. Però voglio dire, la magistratura, io mi permetto di suggerire, andiamo a vedere anche
l'omesso controllo da parte delle autorità di vigilanza, andiamo a vedere se c'è, certo. Esatto, non solo il consiglio di amministrazione delle banche, ma anche Banca d'Italia, se e perché doveva vigilare e se non l'ha fatto, e se possibile gettare uno sguardo anche forse sulla Banca Centrale Europea. Non so se sia possibile per la magistratura italiana, ma anche qui va fatta una riflessione sulle responsabilità di questi istituti. Allora, un flash davvero, perché dobbiamo chiudere. Onorevole, di fatto costa di più questo intervento rispetto a quello di cui si parlava fino a qualche giorno fa, o no? Non sborsa più di 5 miliardi? Allora, noi purtroppo siamo un paese... E poi ricordo, oggi abbiamo sentito Baretta al telefono, sottosegretario dell'economia, che ha confermato come non ci dovrebbero essere esuberi se non quelli volontari, quindi questo almeno sì. Allora, questa procedura qui, ricordiamo una cosa, questa procedura qui, su cui anch'io ho dei punti di domanda, adesso il decreto arriverà in Parlamento, lo vedremo, quindi può anche essere che ci sia qualcosa da sistemare. Ecco, sono rimasta anch'io sorpresa da questo cambio di rotta improvviso rispetto al tema. È che siamo un paese sorvegliato speciale per i suoi conti pubblici e quindi non abbiamo proprio tutta questa libertà di fare debito pubblico, ci sono delle regole europee, in base a quelle regole hanno ritenuto che noi non potessimo fare la ricapitalizzazione precauzionale. A questo punto restava solo la liquidazione, quella ordinaria, cioè la procedura di dissesto di una banca. Questo avrebbe comportato, oltre alla perdita da parte degli azionisti e una parte degli obbligazionisti, avrebbe comportato ovviamente la chiusura e quindi la perdita dei posti di lavoro, un ulteriore impatto sul territorio, ma soprattutto avrebbe comportato il venir meno di tutti gli affidamenti alle imprese, cioè domani mattina devono restituire alle nostre imprese i fidi. Questo era il tema drammatico da evitare, quindi a questo punto, giunti a questo punto, senza essere riusciti a portare a casa la ricapitalizzazione precauzionale, che comunque avrebbe visto l'investimento di fondi pubblici con lo Stato che entrava nella banca, non c'è stata al momento, il male minore è stato questa soluzione per evitare soprattutto l'impatto sulle imprese del territorio. Adesso vedremo come procederanno le cose, come il decreto sarà convertito dal Parlamento. Abbiamo dei margini stretti perché Banca Intesa ha messo una condizione. Se viene convertito il decreto nelle condizioni che hanno discusso è una questione, si riserva eventualmente di una condizione risolutiva se non dovesse essere così. Però su alcune questioni dobbiamo mettere l'attenzione, secondo me, e soprattutto come Parlamento dobbiamo mettere in campo tutte le misure che possiamo fare perché la commissione d'inchiesta chiarisca, per fare le pressioni perché giustamente la magistratura faccia il suo corso, perché gli obbligazionisti, piccoli risparmiatori siano tutelati e perché gli azionisti truffati arrivino, i truffati, ci sono anche gli azionisti che sono degli investitori che sanno che rischiano, vengano aiutati. Chiudere. Allora, grazie a Riccardo Barbisan e all'onorevole Simonetta Speriamo Rubinato. Che la commissione d'inchiesta non si interrompa. Stavo per chiedere se ci crede. Con la legislatura, perché farla così in fondo alla legislatura. Sono d'accordo, io l'ho chiesto un anno fa, è un tema delicato. Un tema delicato. Il Consiglio regionale. Devo chiudere davvero, fermi. Allora, grazie per averci seguito, chi è stato qui ospite in studio invece altrettanto, e non dimenticate che l'informazione di Antena 3 prosegue, ora c'è il telegiornale del Veneto e domani mattina a partire dalle 7 la rassegna stampa insieme a Fabio Fioravanzi. Grazie, buona serata. Buonasera. Buonasera.